canto numero 406. Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga, se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera. Ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù, con te. Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Ti invoco, mio Redentore, e resterò sempre con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore che tutto e tutti benedice con voi. Signore che nell'acqua dello Spirito ci rigeneri a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo che nel tuo Spirito crei in tutti un cuore nuovo, Cristo eleison. Kyrie, Signore che nello Spirito ci raduni un sol corpo, Kyrie eleison. Dio di bontà, misericordia di noi, perdona i peccati, ci conduce alla vita eterna. Preghiamo. Accompagni sempre, Padre di misericordia, i passi nel nostro cammino penitenziale di conversione, perché all'osservanza esteriore corrisponda un profondo rinnovamento nello spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificate il vostro digiuno, curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. È forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni
con sé pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed Egli dirà: eccomi. Parola di Dio. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e il Signore sarà con voi. Lode e onore a te, Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Parola del Signore. I discepoli di Giovanni Battista, scandalizzati, hanno già un interrogativo sorto dal paragone tra la prassi del digiuno loro e quello dei farisei, e quello di mancato digiuno vissuto da lui e dei suoi discepoli. Una condotta ascetica, il digiuno vissuto nel deserto, e un amore per la tavola quale segno di comunione da parte dei discepoli di Gesù. Gesù risponde con un'altra domanda che allarga al visuale, dagli schemi alla vita, dal perché al come. Possono forse gli invitati a nozze, cioè gli amici dello sposo, intimi a lui, essere in lutto, mentre con loro c'è lo sposo? Il digiuno è uno strumento ascetico importante, la preghiera, la condivisione dei beni. Ma qui
chiede come è possibile digiunare durante il banchetto di nozze alla presenza dello sposo. Lo sposo è Gesù, lui che ha iniziato il regno di Dio, che è venuto ad annunciare con la vita. Anche il digiuno è superato dal banchetto messianico. E dice Gesù: verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto con la morte di croce. Allora digiuneranno in quel giorno, cioè che va dalla cattura alla risurrezione, i discepoli digiuneranno. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli sempre, Signore, l'offerta che ti presentiamo, perché ci sia perdono e riconciliazione tra tutta l'umanità per Cristo nostro Signore. Signore con voi, in alti i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita bontà. Ogni anno doni i tuoi figli di prepararsi con gioia alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingano i misteri della salvezza. Per questo cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono di tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del
veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi segni della tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, il corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono serviti, e in Gesù Cristo tuo Figlio, la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Invochiamo a nome di tutta l'umanità. Padre, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandoni mai nella tentazione, ma liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre, vivi speranza, Signore, tuo è il regno, la potenza e la gloria. Signore Gesù, che detti ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati ma la fede, doni unità e pace perché ami nei secoli dei secoli. La pace del Signore è sempre con voi. e con il tuo Spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto Canto numero 294. Dio Signore, ricordati di me, o mio Signore, ricordati di me. Mio Signore, ricordati di me, non lasciarmi solo. Signore, a vivere con me. Vieni, Signore, a vivere con me. Vieni, Signore, a vivere con me. Io mi senta vivo per te. Preghiamo. Dio di bontà, che ai tuoi figli hai rivelato le vie della vita eterna, dai di percorrerle con serenità fino a te, luce senza tramonto, per
Cristo nostro Signore, Signore con voi, benedice sempre Dio Onnipotente, che Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiate in pace. Dal tuo celeste trono rivolgi a noi pietosi suoi per una volta sol. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama. Salva, o Maria, chi t'ama e tanto confida in te. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama. Salva, o Maria, chi t'ama e